La decisione di imporre le targhe alterne a Venezia suscita malcontento. Secondo la categoria dei taxi acque interessata al provvedimento, non sarà la nuova ordinanza comunale della Giunta Brugnaro a risolvere il traffico navale. In vigore dal 19 agosto durerà per 60 giorni e i limiti alla circolazione riguarderanno Rio Novo, Rio di Ca' Foscari, Rio di Noale, il Canal Grande e il canale di Cannareggio. Ma il nuovo dispositivo antitraffico, benché adottato per diminuire le emissioni inquinanti, ridurre il flusso di barche in determinati canali ad alto numero di imbarcazioni e il fenomeno del moto ondoso, non trova riscontri positivi. Beh, l'amministrazione Brugnaro non ha fatto nulla per il traffico acqueo e per il moto ondoso da quando si è insediata 4 anni fa. Adesso corre ai ripari con questa ordinanza di Ferragosto, ma credo che sia un'ordinanza estemporanea che non potrà risolvere e affrontare il problema in modo adeguato. Del resto basterebbe applicare gli 11 punti approvati dalla passata amministrazione nel 2013 dopo la tragica morte in Arialto del turista tedesco. Ecco, invece nulla di nulla. Adesso io credo che il tema del moto ondoso debba essere affrontato in modo serio perché Venezia ha un problema di limiti, bisogna cominciare a parlare di limiti a Venezia che riguarda il moto ondoso, riguarda le presenze dei turisti, riguarda il gigantismo delle grandi navi. Bisognerà attendere qualche settimana prima di capire se con la nuova delibera il dispositivo adottato sia sufficiente a diminuire il traffico in laguna.